Abbiamo raggiunto un importante risultato oggi, una mozione approvata che ha degli impegni nei confronti della Giunta Veneta, in particolar modo su tutti gli aspetti relativi al diritto allo studio in questa regione. Migliaia di studenti universitari sono interessati ai contenuti di questa mozione. Purtroppo questa regione investe poco in ricerca, l'1,03% contro il doppio che investono l'Europa, 1,25% investe l'Italia, non ci sono investimenti sul trasporto pubblico, le mense scolastiche sono aumentate più di 100 euro all'anno in più per ogni studente, soprattutto le fasce più bisognose, e il 40% degli studenti, nonostante avessero i titoli e il reddito per poter ottenere la borsa di studio, il 40% degli studenti in questa regione, a differenza di quello che avviene in altre parti d'Italia, non riceveva le borse di studio. Quindi il risultato di questa mozione è molto importante, molto utile, molto positivo. Adesso vogliamo che questi impegni si traducano in realtà a partire dal prossimo bilancio. Possiamo dire finalmente che c'è un impegno chiaro, scritto nero su bianco da parte dell'assessore Donazzan, che garantisce l'erogazione dei fondi per la copertura delle borse dello scorso anno accademico, perché ricordiamo che sono ancora studenti tra Padova e Venezia, oltre 2.500 che aspettano la loro borsa di studio dello scorso anno. È un impegno a coprire tutti gli idonei delle borse di studio dell'anno accademico entrante, 2015-2016. Speriamo chiaramente che sia solo un primo passo e che sia un'apertura in qualche modo da parte della Regione per un confronto serio con gli studenti. Si sono impegnati allo stesso modo all'apertura di un tavolo di confronto specifico dedicato innanzitutto alla formulazione di una legge regionale per il diritto allo studio che in Veneto manca ad oggi, e speriamo insomma che seguano i fatti ai buoni propositi di oggi.